Buongiorno a tutti. Le calamità non conoscono frontiere, quindi è necessaria una cooperazione tra regioni confinanti per avere una maggiore condivisione nell'attività di prevenzione e coordinamento nell'attività di risposta alle emergenze, dedicando maggiore attenzione alla prevenzione e alla mitigazione del rischio. I piani di prevenzione e gestione dei rischi dovrebbero includere scenari di rischio a scala transregionale e comunicati in entrambi i lati delle frontiere, al fine di prevenire e mitigare e preparare alla risposta ad eventuali eventi catastrofici. È necessario rimuovere anche gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tramite l'approvazione di regolamenti e di iniziative che permettano alle regioni confinanti, alle autonomie locali confinanti di poter lavorare assieme. Il ruolo degli enti locali e regionali e ai progetti transfrontalieri deve essere sempre più incisivo. Abbiamo differenze di legislazione da un paese all'altro che molte volte complicano l'attività di cooperazione fra appunto chi è messo ad operare nei momenti di emergenza. E gli uffici delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi e per la prevenzione delle catastrofi ci hanno chiesto di inserire in questo parere anche una spinta alla campagna che sta facendo appunto l'ONU per rendere le città più resilienti, rendere i luoghi dove viviamo più sicuri e pronti ad affrontare eventuali appunto catastrofi. È necessario creare una pianificazione transfrontaliera di continuità che tenga conto di scenari di rischio che interessano più nazioni, individuando e valutando in maniera congiunta rischi, mapparli, renderli visibili e creare ambiti transfrontalieri sia per la tutela del territorio al fine di sorvegliare e monitorare degli eventi attesi. Costituire dei comitati scientifici per una migliore definizione dei scenari a rischio, per mettere in rete le conoscenze, competenze e mettere appunto assieme tipologie e specializzazioni di situazioni che possono avere appunto anche ambiti omogenei in ambito appunto transfrontaliero. Creare delle banche dati perché si sappia da una parte all'altra del confine quali materiali ci sono, quali mezzi sono a disposizione, la specializzazione dei volontari o delle forze delle vigili del fuoco, delle forze dell'ordine impegnati durante gli eventi catastrofici. Formazione, creare dei percorsi formativi per i giovani, promuovere anche dei corsi universitari che mettano a frutto le esperienze e che creino persone adatte ad affrontare i rischi. Utilizzare meglio il corpo europeo di solidarietà. È una possibilità ancora poco conosciuta che può essere rivolta ai nostri giovani, che può formare appunto futuri cittadini europei attraverso forme di volontariato, apprendistato, tirocini o esperienze di lavoro fatte in ambito europeo. Formare anche gli amministratori locali. Non sempre gli amministratori locali sanno quali sono le loro responsabilità e possibilmente prepararli eventualmente alla gestione dei rischi. Campagne divulgative tramite enti locali e di volontariato per far conoscere i rischi esistenti nei vari territori. Creare accordi transfrontalieri per uniformare e velocizzare i tempi di attivazione dei sistemi di soccorso e dei volontari. Elaborare degli acronimi, delle parole che possano essere una base comune a livello europeo per definire scenari di rischio ed affrontare le eventuali emergenze. Riconoscere e certificare le figure professionali che possono aiutare gli amministratori in caso di rischio. Il Disaster Risk Manager che possa affiancare, dicevo, chi poi deve decidere nei momenti di emergenza. Io ringrazio veramente gli uffici della Commissione NAT per la collaborazione che abbiamo avuto per l'estensione di questo parere, gli uffici del mio gruppo dell'ECR, la mia esperta Chiara Garbin, ma anche l'ottimo lavoro fatto assieme agli uffici della Commissione, in particolare con la DG ECO e, come dicevo prima, anche con l'ufficio delle Nazioni Unite destinato appunto a prevenire e a programmare l'attività durante le catastrofi naturali.
Negli emendamenti abbiamo avuto alcuni emendamenti in particolare arrivati dalle regioni ultraperiferiche, ai quali ho proposto degli emendamenti del relatore più coerenti al testo del parere che abbiamo steso. E poi c'era l'emendamento numero 6 che è a prima firma del collega Armao, ma che invece so che l'estensore è il collega Cattaneo, con il quale abbiamo raggiunto un compromesso orale per appunto renderlo più attinente al testo che abbiamo proposto. Grazie ancora per tutta la collaborazione che ho avuto da tantissimi colleghi durante l'estensione di questo parere.